in centro storico a Vicenza, coppia sale a bordo di un bus senza biglietto, lui estrae una pistola e minaccia l'autista, denunciato. Sempre a Vicenza, infermiera aggredita all'ospedale San Bortolo, un paziente del pronto soccorso l'ha colpita al petto con un pugno, inaccettabile il commento unanime, l'ordine professionale auspica pene severe. A volante del tir senza patente fugge all'alta la polizia locale, ne nasce un inseguimento fino a 150 km/h, scene da film, cartura l'autista bloccato. E Jesolo torna l'incubo Maranza, 2 risse in 3 giorni, domani pomeriggio si riunisce il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, sul tavolo l'allargamento della zona rossa. L'inchiesta sul violento pestaggio del cittadino egiziano in centro a Belluno, tra gli indagati anche il figlio dell'assessore comunale dei servizi sociali. Il sindaco del Pellegrin commenta: dal ponte molto provato. L'attentato incendiario a Enego ai danni del giornalista Adriano Cappellari, scema l'ipotesi della matrice mafiosa, si fa strada l'ipotesi dei veleni tra compaesani. Il Polesine flagellato dal maltempo di ieri, grande nei record di allagamenti, in corso in queste ore racconta dei danni, perse l'80% delle colture di grano, frutteti martoriati. Festa del Santo continua in Basilica Padova la Tredicina in onore di Sant'Antonio. Ieri il pellegrinaggio della diocesi di Trieste, accompagnata per la prima volta dal vescovo Enrico Trevisi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, dunque in primo piano un'ampia pagina di cronaca. Torniamo a parlare di autisti del trasporto pubblico nel mirino della violenza. In centro storico la paura a Vicenza, a bordo di un autobus un uomo si rifiuta di pagare il biglietto e punta una pistola contro l'autista. Tira fuori una pistola, gliela punta e gli intima di partire. Scende da Far West, ma questa non è una diligenza, è un autobus e tutto accade incredibilmente a pochi metri dal centro storico di Vicenza. Siamo in Piazzale Giusti e l'orologio indica quasi le 3:30, è pieno pomeriggio. Alla fermata salgono un uomo e una giovane donna che non pagano il biglietto. L'autista li richiama, si rifiuta di proseguire la corsa, ma viene insultato dall'uomo che a quel punto si avvicina al posto di guida ed estrae dallo zaino una pistola puntandola contro il vetro che delimita la postazione dell'autista, indicando di far partire il bus e pretendendo di essere accompagnato fino al pronto soccorso. Tutta la scena viene ripresa dalla telecamera all'interno del bus. A bordo ci sono una decina di passeggeri, l'autista asseconda l'uomo e riprende la corsa. Alcune fermate dopo, in via Battaglione Framarin, la coppia scende e immediatamente vengono allertate le forze dell'ordine. Sul posto arrivano le volanti della polizia, gli agenti riescono a individuare la coppia in un bar di Viale Europa. Entrambi vengono perquisiti. All'interno dello zaino dell'uomo, un pluripregiudicato 31enne italiano, viene trovata la pistola a gas senza tappo rosso, oltre a un uniforme di tipo militare. I due vengono quindi accompagnati in questura. Intanto viene ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini registrate all'interno dell'autobus. A quel punto il 31enne viene denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata ad incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri e per il possesso illecito di un uniforme militare con segni distintivi. Uniforme e pistola a gas che sono state sequestrate. Intanto SVT condanna fermamente l'episodio. È un episodio di una gravità assoluta che condanniamo come azienda. Mettere l'accento sulla sicurezza dei nostri lavoratori e degli utenti è un tema su cui l'azienda sta investendo e ci tiene, e su questo esprimo ancora la massima fermezza e la massima vicinanza al nostro personale. Lavoratori aggrediti, spesso nel mirino finiscono i sanitari. Siamo ancora a Vicenza, una infermiera aggredita all'ospedale San Bortolo con un paziente che scaglia un violento pugno al petto della donna. Ovviamente grande il rammarico, l'indignazione in città. È successo che un utente che è stato accompagnato in pronto soccorso da un'ambulanza, a un certo punto, finché veniva valutato dalla collega infermiera, è andato in escandescenza e ha colpito violentemente e volontariamente con un pugno la collega, che è stata immediatamente soccorsa e in questo momento si trova a casa con dei giorni di prognosi, quindi distante dal lavoro. Un gesto inqualificabile che poteva avere conseguenze ben più gravi e che sottolinea una volta di più il rischio dei sanitari che lavorano nei reparti letteralmente
attualmente in trincea, non solo al pronto soccorso ma anche al SERD, in psichiatria e non solo nei reparti ospedalieri ma in tutte le strutture territoriali. La condanna non può che essere totale. È necessario ribadire come non esistono giustificazioni e scusanti per chi commette questi episodi vergognosi, schifosi e criminali. E si tratta di un paziente tra l'altro recidivo che ha già avuto questi comportamenti in ospedale e ci chiediamo cos'altro è necessario che questa persona o altri soggetti compiano affinché poi possano essere assicurati alle forze dell'ordine. Unanime la condanna espressa dal mondo politico e sociale, in primis l'Usotto Berica che conferma il servizio H24 della vigilanza privata, l'allerta veloce, la presenza fissa del posto di polizia e dei corsi di prevenzione, ma non basta. Chiaramente non possiamo militarizzare un ospedale, però ciò che è necessario è che certi soggetti nel momento in cui vanno in escandescenza e agiscono come è avvenuto ieri, vengono assicurate le forze dell'ordine e venga applicata quella che è la pena prevista senza un giorno di sconto. Sanitari e violenza sono temi che purtroppo non conoscono confini. Da Vicenza all'ospedale dell'Angelo a Mestre purtroppo non è la prima volta che accade. Il caos in pronto soccorso, lunghe attese fanno scattare la collera dei pazienti, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi. Nessuno viene mandato via, nessuno viene come dire, non trattato, bisogna avere pazienza, avere rispetto anche di chi lavora. Insomma. Spesso la gente si aspetta invece come dire, a volte ha delle pretese che vanno oltre i limiti che noi in maniera operativa possiamo dare. È l'ennesimo episodio di tensione, quello registrato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre. Operatori sanitari costretti a barricarsi negli uffici del triage e forze dell'ordine chiamate per riportare la calma. È la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, dove una lunga attesa ha fatto esplodere la furia di pazienti e familiari. Un gruppo di utenti ha protestato contro i lunghi tempi di attesa, arrivando a rivolgere minacce e insulti agli operatori. Le aggressioni verbali sono andate avanti per circa un'ora e hanno coinvolto una dottoressa e un'operatrice sociosanitaria. Nel tentativo di spiegare che le priorità erano determinate dalla presenza di casi più gravi, un medico e un OS sono stati a loro volta bersaglio delle contestazioni. L'operatrice sarebbe stata anche strattonata da un familiare. L'intervento della vigilanza non è bastato a placare gli animi. Sul posto sono quindi arrivati polizia e esercito che hanno riportato la situazione sotto controllo. L'azienda sanitaria ha condannato l'episodio avvenuto in un giorno di forte afflusso, con accessi al pronto soccorso ben superiori alla media. I nostri operatori che sono lì che fanno il loro lavoro. Io quello che dico è che da un lato ovviamente ringrazio gli operatori per quello che fanno in momenti difficili e delicati in cui vediamo anche tantissimi anziani arrivare ai nostri pronti soccorsi, quindi con problemi anche di dare risposte in tempi rapidi ai bisogni che le persone si aspettano. Noi stiamo lavorando perché questo ovviamente i tempi di attesa calino, però se durante soprattutto i fine settimana i nostri pronti soccorsi sono presi d'assalto si fa fatica a dare risposte in tempi rapidi. Ci vuole collaborazione reciproca, siamo lì al servizio dei cittadini e anche il cittadino deve avere la pazienza e capire che le situazioni non sono quelle di una disorganizzazione ma quella di una presa in carico di un grandissimo numero di pazienti. Ancora la cronaca, siamo nel Padovano alla guida di un camion senza patente, è fuggito a un posto di controllo della polizia locale dando il via a un inseguimento che ha raggiunto, pensate, anche i 150 km/h, quindi molto pericoloso. È scaduto a Cartura dove l'uomo, un padovano, ha invertito improvvisamente il senso di marcia non appena notato la pattuglia a bordo strada. A quel punto ha preso il via l'inseguimento, proseguito per alcuni chilometri fino al territorio comunale di Due Carrare, dove gli agenti sono riusciti a bloccare la strada al mezzo. Oltre alle contestazioni per la velocità pericolosa e per l'inosservanza dell'alto imposto dalla polizia locale, all'uomo è stata elevata una sanzione di 5.000 euro per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni. Davvero si è conclusa meglio del previsto, viste quelle che erano le premesse, 150 km/h di inseguimento con un camion. Davvero poteva essere drammatico il bilancio di questo inseguimento, come poteva essere drammatico anche il bilancio della scazzottata, della rissa che c'è stata a Jesolo in questo ponte. 2 risse in 3 giorni e Jesolo, che ha iniziato la sua stagione estiva con tantissimi turisti, vive e torna a vivere l'incubo dei Maranza. Il sindaco De Zotti furioso
correre ai ripari. Domani col prefetto, dice, troveremo una soluzione. Sul tavolo c'è anche l'allargamento della zona rossa. Inizia la stagione a Jesolo, tornano i Maranza a seminare il terrore. 2 risse in 3 giorni, una trentina di ragazzi, molti minorenni, hanno allarmato i residenti e i commercianti che chiedono si intervenga prima che la situazione degeneri. Ecco, è partita, ragazzi. Stanno tirando. Ragazzi, basta, abbiamo chiamato i carabinieri! Dopo la prima rissa in spiaggia nella zona di Piazza Brescia, i Maranza, che probabilmente non avevano finito di regolare i conti, si sono dati appuntamento nella zona dello stadio in via Herrera. Furioso il sindaco De Zotti, che insieme al prefetto Pellos ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, oltre alle zone rosse già in atto da tempo. 2 episodi che non hanno comportato conseguenze gravi o fatali e comunque non hanno visto l'impiego di armi, ma che danno fastidio. Sappiamo che è un fenomeno diffuso, quello di Maranza, quindi anche in questo caso parliamo di ragazzi minorenni, quasi tutti di seconda generazione del territorio, che sono anche animati da un odio interrazziale, quindi una cosa un po' strana e un po' assurda, fenomeni che vogliamo bloccare fin dal principio perché non vogliamo che degenerino, un fenomeno che è molto limitato da un punto di vista fisico perché parliamo di tutta questa zona, quindi la zona della stazione degli autobus, del McDonald's e della spiaggia di Piazza Brescia, quindi molto facilmente circoscrivibile, e quindi capiremo appunto se possiamo fare una maggiore vigilanza e maggiori azioni, e da un punto di vista comunale se ci sono provvedimenti o regolamenti che possiamo modificare proprio per estirpare fin da subito questo fenomeno. Quindi il messaggio che vogliamo dare è un intervento pronto e immediato perché arrivi chiaro ai destinatari il fatto che oltre ad essere allontanati, e quindi arriveranno anche dei provvedimenti da parte del questore, dei DACUR nei confronti dei responsabili, deve essere un messaggio condiviso a tutti che chi viene a Jesolo o vuole venire a Jesolo per fare confusione o minare la libertà degli altri non è il benvenuto, e quindi vogliamo che se ne stia a casa sua. Al momento sono stati identificati 3 dei minori coinvolti nella rissa in spiaggia, residenti tra Eraclea, Jesolo e in provincia di Treviso, mentre i carabinieri stanno passando al setaccio video e telecamere della zona per rintracciare gli altri. Per Confcommercio si tratta in primis di un problema sociale che va affrontato a monte. Puoi spostare da Jesolo qui da Aspo, puoi fare quello che vuoi, ma si spostano a San Donà, Conegliano, a Treviso, e quindi è un fenomeno che difficilmente riesci a bloccare se non si fa veramente una riflessione profonda. Poi non vorrei incolpare solo i Maranza, ma ci sono anche le baby gang italiane. Poco cambia. Un ragazzo di 14 anni che è fuori a picchiarsi con gli altri alle 4 di notte non può avere una famiglia che torna a casa e non gli interessa niente. Fare i genitori vuol dire anche rinunciare un po' della propria libertà per seguire i figli e dargli le giuste indicazioni e i giusti valori. Purtroppo, a mio avviso, stiamo perdendo questa fase. Intanto a TVO fa sapere che anche quest'anno è confermato il servizio con le guardie giurate nei terminal, dal 12 giugno al 30 agosto sia a Jesolo che a Mestre. Non sono invece Maranza di seconda generazione i protagonisti del brutale, scioccante pestaggio ai danni di un egiziano. Qualche giorno fa l'abbiamo raccontato con un video shock che vi riproporremo a Belluno, ma figli della Belluno Bene, famiglie molto conosciute. Tra queste, cosa ancora più incredibile, tra i coinvolti anche il figlio dell'assessore ai servizi sociali. Non arrivano da contesti degradati, non sono volti già noti alle forze dell'ordine, non sono ragazzi cresciuti ai margini. Le nuove informazioni sull'aggressione avvenuta nel centro di Belluno raccontano invece una realtà diversa e per certi versi ancora più difficile da comprendere. I 6 giovani individuati dagli investigatori sono tutti bellunesi, cresciuti in famiglie conosciute e inserite nel tessuto sociale del territorio. Tra loro anche Luca, il figlio 19enne dell'assessore ai servizi sociali del capoluogo Marco Dal Pont. Una vicenda che scuote la città non solo per la brutalità del pestaggio ai danni di un cittadino egiziano, 46 anni, che solo per un caso non ha riportato lesioni gravi, ma anche per il profilo dei presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in superiorità numerica contro un uomo solo, un'aggressione ripresa con un telefono cellulare poi fatta circolare attraverso le chat, trasformando la violenza in uno spettacolo da condividere. Sono immagini terribili che non avrei mai voluto vedere. Immagini che non fanno piacere a nessuno vedere,
immagini, soprattutto quando ci sono il coinvolgimento di giovani. Le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo alla ricostruzione dei fatti. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 17 e i 20 anni. Per tutti vale naturalmente la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ma sul piano amministrativo il questore della Rocca ha già annunciato il daspo urbano, mentre il procedimento giudiziario seguirà percorsi differenti per maggiorenni e minorenni. Molteplici gli interrogativi, specie oggi che l'identità del branco, al di là dei nomi e dei cognomi, è nota. Dov'è che si è smarrito il senso del limite? Queste cose credo non siano prevedibili e sono i 6 di questi ragazzi che ne vanno a toccare tutta una serie di famiglie, non focalizzerei una persona soltanto. La situazione sicuramente è di attenzione. La città comunque, posso dire, è una città sicura. Come amministrazione comunque abbiamo in atto tra tavoli e progetti più di una ventina di progetti che vanno a toccare queste tematiche e l'ultima è molto efficace. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo fare in sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Ma la città, che ora attende le risposte della magistratura, è chiamata anche a riflettere su un disagio che non arriva necessariamente da lontano, perché questa volta il branco, secondo gli accertamenti, aveva il volto di casa. I processi si fanno in tribunale, non è che si facciano sui giornali o sui social. Da lì trarremo poi delle conclusioni. Sicuramente l'assessore è molto provato. E adesso di nuovo la cronaca e di nuovo a Jesolo si accascia sulla spiaggia e muore sotto gli occhi dei bagnanti e della sorella. La tragedia nel pomeriggio nella zona dell'Arenile corrispondente alla Torretta 5, zona via Mascagni. La 75enne, la vittima è una 75enne, si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava vicino agli ombrelloni. L'allarme è stato lanciato dalla sorella, purtroppo vani i soccorsi. Gli addetti al salvataggio sono intervenuti immediatamente avviando le pratiche di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il personale sanitario del SUEM ha tentato di rianimare la 75enne, ma nonostante i tentativi sanitari hanno constatato il decesso sul posto anche la polizia locale. E adesso torniamo a Enego, l'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari con la pista diciamo mafiosa che scema sempre di più. In realtà si sta ormai procedendo verso quella dei veleni tra compaesani. La pista dei veleni in paese sta soppiantando l'ipotesi della matrice mafiosa dietro l'attentato incendiario alla casa di Adriano Cappellari, giornalista di Enego, avvenuta sabato sera. Quest'ultima era stata la prima traccia seguita, visto il legame che il giovane cronista ha con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che tra l'altro giovedì sera sarà a Bassano. E letta la lettera minatoria arrivata contestualmente all'esplosione delle bombole di gas davanti al cancello, in cui venivano nominati, oltre a Cappellari, anche la premier Meloni e appunto Don Maurizio. Tra l'altro Cappellari era già stato raggiunto da altre lettere minatorie apparentemente legate al suo lavoro per il quotidiano online altopianese. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, a salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. La minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi è qualcosa di per forza interno che non riesco a collegare assolutamente. C'è da aver paura? Sabato quando sono sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose, perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente i miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale. Così come esclude qualsiasi legame con la vicenda approdata a Report legata a manovre poco chiare che avrebbe compiuto l'ex sindaco Boscardin. Quella storia lì sì ha creato clamore, giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse. Però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco, e escludo che loro abbiano fatto questa cosa. Enego, paese di veleni e misteri, e la mente non può non correre a quel tragico 17 novembre 2005, quando nella loro abitazione vennero massacrati 2 anziani coniugi Miola, un delitto rimasto a oggi impunito. Faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra, io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri insomma, ecco. Misteri che i carabinieri stanno cercando di risolvere, a cominciare dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che riprende l'inquietante soggetto che sabato sera si è avvicinato alla casa di Cappellari e ha appiccato il fuoco.
E di fronte anche a questa nuova pista c'è ovviamente tanta preoccupazione Enego dal sindaco ma anche della comunità, con l'idea che ci sia una persona squilibrata in giro per il paese. Se si parla di veleni interni alla nostra comunità, sicuramente sono da parte di una minoranza della comunità stessa, questo ci tengo a dirlo. È sicuramente una persona squilibrata, una persona che arriva a fare questi gesti. Una persona squilibrata che gira per il paese e che sta preoccupando anche il sindaco di Enego, Marco Frison, dopo l'attentato incendiario alla casa del giornalista Adriano Cappellari. Fa paura perché questa persona risultava essere anche armata e passeggiava per le strade del nostro paese, purtroppo alle 11:30 di sera di un sabato sera di giugno. Però tutto sta al centro della comunità. Se noi vediamo delle persone sospette, fare movimenti sospetti, se abbiamo sentito una persona che non ha coraggio di parlare con le autorità ma ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, invogliamola, invitiamola a parlare con i carabinieri, perché trovarla è una priorità per tutto il paese. Lei è preoccupato? In parte sono preoccupato per altri gesti contro Adriano che potrebbero essere pericolosi per lui, ma per la sua famiglia e per tutta la nostra comunità e i vicini, ma anche a sapere solo che ci potrebbe essere una persona che è pronta a fare questi gesti. E anche a Enego è forte la convinzione che l'autore sia una persona del paese. Ce lo confermano alcuni residenti che però ci hanno parlato fuori dalla telecamera. Chi abbiamo sentito fatica a capire il perché di questo astio nei confronti del giovane cronista. Non lo so, sinceramente mi sembra assurda una cosa di questo tipo qui, ecco. Se si arriva a questi livelli qui effettivamente siamo bassi. Sono molto dispiaciuto perché credo che come immagine e anche come ferita al ragazzo sia una cosa grave, però sinceramente non ho neanche un'idea che possa succedere una cosa del genere. Sicuramente qualcosa c'è, sicuramente dà fastidio, ecco, sicuramente. Ce l'ha raccontato questa mattina in prima edizione Chiara Gaiani con Tommaso Migot, con Cristian Roccaiende, scusate, il viaggio tra i danni della grandinata e del fortissimo nubifragio che ha colpito il Polesine ieri, ha devastato davvero un intero territorio. Allora partiamo proprio dalla conta dei danni in agricoltura, che è pesantissima. Siamo davanti a un campo di mais, qui non so quale sarà il futuro di questo mais perché insomma abbiamo compromesso completamente la pianta. Il grano siamo quasi pronti alla raccolta e quindi abbiamo circa un 80-90% di perdita su quello che riguarda la produzione del grano. E la soia staremo a vedere, insomma è ancora piccola e quello forse l'unica, ma soprattutto le piante da frutto. Le piante da frutto hanno avuto grossi danni sia nel frutto ma soprattutto anche nella corteccia e proprio nella struttura della pianta. Guarda sconsolato il mais sperando di recuperare qualcosa Gianpietro Branco a Rendinara. Il grano almeno per l'80% sarà da buttare. Se il temporale di ieri ha spazzato l'Alto Polesine, già lunedì un'area più piccola era stata interessata da una supercella che aveva causato danni ingenti ai frutteti. Abbiamo avuto una forte grandinata zona Lusia-Cavassana, zona orticola, che ha compromesso tutti i raccolti, anche se avevamo le protezioni con le reti, ma purtroppo è stato talmente forte il vento che la grandine mischiata al vento ha fatto di grossi danni. Allora facciamo un passo indietro, dalle 15 più o meno di ieri nel Polesine, un inferno di pioggia, grandine e vento, vediamo. Qui siamo ai confini tra Fatta Polesine e San Bellino. Alle nostre spalle una coltivazione di meloni praticamente distrutta. Lei proprio durante il momento del temporale era qui, è stato veramente forti raffiche di vento e tantissima acqua. Sì, ieri nel primo pomeriggio si è formato, anzi erano due sistemi temporaleschi a Supercella, uno era più a ovest posizionato verso il Mantovano e si è formato proprio quest'altro sistema sopra San Bellino, che poi si sono quasi riuniti, erano sulla stessa traiettoria, dunque hanno portato precipitazioni molto intense sotto forma di nubifragio e grandine anche di grosse dimensioni. 100 millilitri d'acqua, chicchi di grandine fino a 7 centimetri, tutto in 40 minuti. Un pomeriggio di paura per l'Alto Polesine, interessato da un violento temporale originato da due supercelle che si sono sovrapposte. Niente è stato risparmiato, neppure questa Italia che ha perso qualche coccarda tricolore nella piazza di Fratta Polesine. Un temporale così nessuno
nessuno lo ha mai visto, ci raccontano gli agricoltori che hanno poca voglia di parlare al microfono. Ha preso, come abbiamo detto, Fratta Polesine, Costa di Rovigo, San Bellino, dove siamo qui ai confini, poi ha preso Villa Marzana, Castelmassa, abbiamo visto anche lì grandinate di ancora più grosse dimensioni dovute a uno dei due sistemi. Da Fratta Polesine ci spostiamo in direzione Villa Marzana, ancora allagato questo tratto di strada che ieri era stato chiuso, che segna il confine tra Fratta, Costa di Rovigo e Villa Marzana appunto, tra i frutteti protetti dai teli antigrandine, ammassi di ghiaccio che si sono fatti strada aprendo le reti ai piedi degli alberi, susine e mele come questa. Nonostante le reti antigrandine, questa è una mela gioia che era protetta dalle reti antigrandine, ma anche questa è andata. È tra le zone dove abbiamo avuto fenomeni veramente violenti, con grandinate anche di fino a 7 centimetri e soprattutto di una portata importante, con parecchio accumulo al suolo, insomma, ecco, poi l'acqua che è caduta a 100 mm minimo per metro quadro, più la grandine eccetera, non aveva sbocco dove andare, insomma, dunque abbiamo visto allagamenti vari. La grandine ha distrutto raccolti al 100%, perché ci sono raccolti completamente danneggiati, come abbiamo visto dal mais, meloni, frumento. Cambiamo decisamente argomento, la festa del Santo si avvicina il 13 di giugno, continua in Basilica a Padova la Tredicina in onore di Sant'Antonio e in Basilica ieri il pellegrinaggio della diocesi di Trieste, accompagnata per la prima volta dal vescovo Enrico Trevisi. Mentre la reliquia Massa Corporis di Sant'Antonio continua la peregrinazio tra la Calabria e da domani l'Abruzzo, in Basilica proseguono i giorni della Tredicina in preparazione alla grande festa del 13 giugno. Nella giornata di martedì la confraternita di Sant'Antonio di Pontori, arrivata dalla provincia di Genova, ha portato in processione in Basilica il crocifisso ligneo addobbato con fiori in argento e decorazioni durante la messa delle 11, mentre alle 12 è stata la volta del tradizionale pellegrinaggio della comunità filippina del Triveneto. Alle 18 il pellegrinaggio dei seminaristi diocesani e dei religiosi e della diocesi di Trieste, che ha visto per la prima volta presiedere la celebrazione della Tredicina il vescovo giuliano Monsignor Enrico Trevisi. Sant'Antonio ci guidi nella capacità di ascolto, ha detto durante l'omelia. Sant'Antonio ci insegna a guardare la Sacra Scrittura come al punto determinante nella ricerca della verità, di quel che siamo e del disegno di Dio su di noi, su questo mondo. E allora impariamo da Sant'Antonio a rimetterci in ascolto. Tanti pellegrini che hanno approfittato di questi giorni per affidare la loro preghiera con il tradizionale gesto alla tomba di Sant'Antonio. Il contapassi della Cappella delle Reliquie è arrivato a oltre 3.000 passaggi. Comunque, quindi piano piano ci stiamo avvicinando a quel 13 giugno che ovviamente Media Nord-Est seguirà tutto il giorno in diretta, ma ve lo ricorderemo nei prossimi giorni. Intanto io vi saluto, ci fermiamo qui, c'è il meteo e poi il telegiornale di Venezia.